Sfiorata la tragedia nel tardo pomeriggio in piazza Giorgioni a Castelfranco Veneto intorno alle 18:30, una ragazza di 16 anni è precipitata da una giostra del Luna Park allestito per carnevale, facendo un volo di circa 4 metri e cadendo di pancia sulla pedana. La giovane, che si trovava con alcuni amici, era salita sulla giostra denominata Shuttle, ora chiusa e posta sotto sequestro. All'improvviso la cintura di sicurezza del seggiolino su cui era seduta si è sganciata per cause ancora da chiarire, forse per un difetto tecnico della giostra o un errore involontario della giovane. Per fortuna in quel momento la velocità stava diminuendo. La sedicenne è caduta per 4 metri sotto gli occhi dei presenti ed è stata subito soccorsa. Ovviamente la giostra è stata fermata nell'immediato e il resto delle persone a bordo sono state fatte scendere in sicurezza. La ragazza è stata trasportata all'ospedale Cafoncello di Treviso, ha riportato diversi traumi ma è sempre rimasta cosciente, anche se sotto shock. Per nostra fortuna ieri sera abbiamo saputo, poi col direttore dell'ospedale, dottore Sanello, abbiamo seguito la cosa, per fortuna sta bene, non ci sono stati danni né fratture e quindi assolutamente ringraziamo che è andato tutto bene, quindi la ragazzina non ha avuto nessun tipo di lesione importante. Un epilogo fortunato, ma il rischio è stato enorme. Sono ora in corso le indagini per verificare se si sia trattato effettivamente di un guasto alla giostra o di uno sgancio accidentale della cintura da parte della giovane.